L'accensione del tripode dell'amicizia nella Valle dei Templi, la cerimonia testimonianza di fratellanza a ridosso del Tempio della Concordia. Attraverso questa sua manifestazione, che è festa della Sicilia più che festa degli agrigentini, un luogo simbolico da cui parte ogni anno un messaggio che viene consegnato alle comunità che rappresentano ciascuno il proprio patrimonio culturale internazionale. Noi abbiamo la speranza che quello che promana da questo luogo riesca in qualche modo a contagiare le comunità che questi gruppi rappresentano e così l'onda si possa allargare e il messaggio di concordia che racconta questo tempio con i suoi millenni di storia possa raggiungere il cuore di quante più persone al mondo possibile. Parte un messaggio dirompente che dovremmo ricordarci, lo dico anche ai miei concittadini. Cioè questo messaggio così dirompente di concordia, di genti che si incontrano davanti al Tempio della Concordia in questa sponda del Mediterraneo credo che abbia un valore straordinariamente potente e noi agrigentini dobbiamo essere fieri di questo. Importa poco se magari non ci passa sotto il balcone il gruppo che magari va di fretta, ciò che importa è che questo messaggio giunga lontano e parta dalla città di Agrigento. Oggi inizia il Mandorlo in fiore dei patrimoni UNESCO. Abbiamo finito con i bambini e stiamo cominciando con i veri patrimoni UNESCO, i patrimoni UNESCO rappresentati dagli adulti. Oggi sono presenti qua 16 paesi, rappresentano 17 patrimoni UNESCO, idealmente davanti il tripode dell'amicizia sono rappresentato tutto il mondo intero che si riunisce qui ad Agrigento, in Sicilia, che è il centro del Mediterraneo, che era il centro del mondo antico. Noi vogliamo mandare questo messaggio, ci crediamo fortemente, ci abbiamo fortemente creduto e abbiamo avuto un impegno finanziario importante e questo è quello che noi vogliamo fare. Quest'anno è una manifestazione molto più importante dal punto di vista delle rappresentazioni, delle rappresentanze che vengono qui ad Agrigento. Abbiamo circa 70 eventi distribuiti nei 10 giorni del Mandorlo e che di più, che si divertano tutti gli agrigentini e chi vuole venire a divertirsi ad Agrigento.